Siamo pronti ad iniziare con il nostro sport show, con il primo ospite. Inviterei tutti ad accomodarsi qui, visto che abbiamo posti vuoti, perché si annunciano incontri interessanti. Primo ospite del CUS Verona Rugby, Antonio Pauletti. Ciao Antonio, e lo intervisterà la mia collega di Fuori Aula Network, Valentina Bonanza. Un applauso. Ciao Antonio. Ciao. Vorrei iniziare chiedendoti com'è nata la tua passione per il rugby, quando e perché. Allora, mio papà quando era giovane giocava ed è stato lui la prima volta ad avvicinarci al campo a me e ai miei fratelli, e quindi da lì è partita, diciamo, all'età di 5 anni, 6, molto presto. Passione che non si è mai affievolita? Assolutamente no, perché è uno sport che se lo provi non puoi fare a meno di giocarlo, di continuare a giocarlo. E quindi come sei riuscito a conciliare lo studio dalle medie, alle superiori, all'università con allenamenti presumo sempre più intensi? Ecco, questo diciamo che non è stato facile, soprattutto perché ho giocato con la Benetton tanti anni, ho fatto tutte le giovanili lì e richiedevano un impegno abbastanza consistente, però con qualche sacrificio sono riuscito comunque a portare a termine gli studi, iscrivermi all'università, continuare a studiare e non perdere questa passione e continuare ad allenarmi. Allenamenti che hanno portato dei frutti e adesso giochi per la Franklin Marshall CUS Verona Rugby, terza linea. Avete iniziato benissimo, direi, il campionato, le 2 trasferte, prima a Brescia, poi a Milano, avete stracciati. Sì, diciamo che questa domenica è andata molto bene, abbiamo imposto il nostro gioco, comunque abbiamo iniziato molto bene perché abbiamo un allenatore molto valido, capace di motivare la squadra e anche di offrire un gioco molto efficace, e quindi c'è anche entusiasmo da parte della squadra di praticare, insomma, di mettere in pratica gli insegnamenti del coach. Una squadra composta appunto da 15 giocatori dove ognuno ha il suo ruolo, nel rugby c'è posto per tutti. Esattamente, è uno sport particolare perché dà spazio a tutti, dal più piccolo al più grosso, a quello veloce, a quello più lento. Essendoci 15 ruoli diversi è facile trovare una posizione per ognuno e quindi a conciliare anche fisicità diverse, ognuno è indispensabile. Sport particolare anche per quanto riguarda poi i rapporti con l'arbitro, spesso si mette in contrapposizione rugby e calcio, rapporto diverso con l'arbitro. Certo, sotto questo punto di vista non c'è neanche paragone, perché per noi l'arbitro è una figura molto importante, e ogni sua decisione viene accettata da tutti e senza ribattere, ecco, perché tanto comunque la sua decisione non cambia, anche se andassimo a contestarla, quindi viene accettata, e anche perché l'arbitro è lì per promuovere il gioco, quindi se ha visto un fallo vuol dire che esatto, e quindi giusto o sbagliata che sia la decisione viene comunque accettata senza rancori, e si passa quindi al tempo più importante del rugby, ovvero il terzo tempo. Ci vuoi raccontare un po' l'importanza, il valore del terzo tempo? Questo è, diciamo, il tempo, il post partita che caratterizza proprio il rugby, a differenza degli altri sport, perché è uno sport in cui si gioca, è uno sport di contatto in campo, quindi uno sport di aggressività verso anche l'avversario, però appena finisce la partita si va tutti insieme a mangiare una pasta o a bere una birra e a discutere e a discutere anche della partita che si è giocata, e diciamo si è tanto nemici in campo quanto amici fuori campo, non ci sono rugbisti che si odiano tra squadre. E invece, quindi il rugby cos'è che ti ha insegnato il valore dello sport
sport secondo te che valore ha? Allora, il valore principale che secondo me regala questo sport è la lealtà verso tutti, soprattutto la lealtà verso un compagno di squadra e anche verso l'avversario. Inoltre è uno sport che richiede sempre il 100% in ogni situazione, quindi diciamo, ti sprona anche ad essere sempre attivo a quello che stai facendo, verso quello che stai facendo, ed è uno sport che dà tanta fratellanza. È proprio un clima. Esatto. Grazie mille e insomma, ti aspettiamo domenica, giusto? Partecipate in casa? Certo, giochiamo in casa contro il Colorno che siamo i primi 2 in classifica, ci giochiamo al primo posto. Come si dice in questi casi allora? In bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie.